Nel 2010 l'aeroporto di Lamezia, classificato strategico dall'ENAC, ha registrato un movimento di 1.914.000 passeggeri e nel 2011 ci sarà sicuramente il 2.000.000° passeggero in transito da celebrare. Lo ha detto Vincenzo Speziali, presidente della SACAL, la società che gestisce lo scalo di Lamezia Terme, nel corso di una conferenza stampa. All'incontro hanno partecipato i presidenti di Giunta e Consiglio regionale Giuseppe Scopelliti e Francesco Tallarico, secondo i quali lo scalo rende appetibile il nostro territorio. Il comune di Lamezia Terme oggi, in occasione del 30° della scomparsa dei 7 ciclisti lametini morti in un incidente stradale lungo la statale 18, ricorda le vittime con una messa celebrata dal vescovo Luigi Antonio Cantafora. Il rito avrà luogo alle 17 nella chiesa della Pietà in via Duca d'Aosta. È di ieri la notizia che il responsabile dell'incidente, Shafiq El Ketani, marocchino 21enne, ha scritto una lettera ai familiari delle vittime in cui parla di tragica fatalità. Sono state 78.057 le infrazioni al codice della strada contestate dalla Polizia Stradale in Calabria dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010. I servizi per il controllo della velocità sono stati 907, mentre le violazioni accertate per eccesso di velocità 3.199. Sono state ritirate 1.895 patenti di guida e 3.161 carte di circolazione, oltre 74.000 i punti patente decurtati, attuati 683 posti di controllo che hanno interessato oltre 9.000 conducenti. La Calabria lascia il 2010 sempre più povera e più sola, lo ha detto il consigliere regionale di Italia dei Valori Domenico Tallarico nel corso di una conferenza stampa a Lamezia Terme. Tallarico, assieme a Emilio De Masi, capogruppo alla regione, e Giuseppe Giordano, ha dato un giudizio negativo sul bilancio regionale appena approvato. Al suo interno, ha sostenuto, non ci sono provvedimenti di lungo respiro, ma solo balzelli e scelte di natura propagandistica. Partire dalle foto subacquee dell'area marina protetta di Capo Rizzuto per arrivare alla realizzazione di un documento sui suoi fondali. È questo l'obiettivo che si è prefissato l'associazione Achelos e che è stato illustrato ieri nella Casa della Cultura del comune di Crotone da Roberto Pollinzi, Riccardo e Marina Mittica. Per far ciò hanno già fotografato 2 relitti affondati nell'area, il Bengala e Gunni, con l'intento di realizzare il reportage. Nel foyer del piccolo teatro dell'Unical si è svolta ieri mattina la conferenza stampa indetta da Uniteca, associazione di categoria che difende il lavoro professionale delle compagnie teatrali che hanno sede sul territorio. L'incontro è servito per fare il punto sui tagli alla cultura, in particolare sul fondo regionale, che ha visto una riduzione di oltre il 50%. Questi ulteriori tagli mettono in ginocchio l'unico settore produttivo calabrese, ha dichiarato il presidente Shapuri Yazdani. Tutto pronto per il consueto appuntamento catanzarese di stasera della Befana in piazza, un evento emozionante che vedrà il racconto di una fiaba divisa in 14 capitoli, con l'alternarsi di attori, acrobati e brani musicali, numeri di teatro pirotecnico ed effetti speciali. Particolarità di quest'anno la partecipazione delle statue viventi, accompagnate da band itineranti, una fanfara, una Dixieland Band ed un gruppo di percussionisti a ritmo di samba, una festa per gente di ogni età. Nel pomeriggio di ieri la commissione disciplinare della Lega Pro ha comminato altri 2 punti di penalizzazione al Catanzaro, che così sprofonda automaticamente a 0 punti in classifica. Alla squadra giallorossa è stata contestata la mancata attestazione agli organi federali degli stipendi di maggio e giugno, delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi allo stesso periodo. Paga anche il legale rappresentante Antonio Aiello, inibito con 8 mesi di squalifica.